Il valore del tempo come risorsa nell'edilizia moderna, la prevenzione alla luce delle nuove normative in materia, l'attenzione sui temi della sicurezza sempre più alta a seguito dei fatti di cronaca che hanno destabilizzato il paese, dal ponte di Genova alle strade della Sardegna passando per i crolli dovuti a nubifragi ed eventi sismici. Come cambia il cantiere edile all'interno di questo scenario? Qual è l'evoluzione delle tecniche costruttive? Ingegneri, architetti, geometri e costruttori etnei presentano la tecnologia tedesca da record che riduce i tempi di realizzazione della struttura e qualifica l'investimento. La vicinanza fra gli ordini professionali, l'università e il mondo produttivo ovviamente è determinante, almeno per due fattori. Uno, perché fa sì che i colleghi possano entrare molto più rapidamente nel mondo del lavoro, ma possono entrare nel mondo del lavoro anche pronti anche alle necessità delle aziende senza la oggi necessario aggiornamento e approfondimenti sui temi che riguardano essenzialmente il mondo produttivo. L'aggiornamento ormai è diventata una grande occasione, ma anzi direi è diventato l'aspetto determinante della nostra professione, perché in un mercato del lavoro sempre più in evoluzione, diverso e diversificato soprattutto rispetto al passato, dove si intravedono nuovi ambiti lavorativi, la parola chiave è ovviamente l'aggiornamento, cioè farsi trovare pronto, anzi anticipare i possibili nuovi cambiamenti che il mercato del lavoro ci prospetta. Per il professionista l'high-tech è importantissimo. Tutto ciò che è innovazione, tutto ciò che si vede nel dinamismo delle innovazioni, di tutte le migliorie, di tutto, sia delle tecniche che dei materiali. Il professionista, il tecnico libero professionista deve essere al passo con i tempi. Per essere al passo con i tempi deve seguire proprio il massimo, l'alta tecnologia che non è qualcosa di statico ma di dinamico. Ed ecco che il professionista deve seguire proprio questo andamento, questa evoluzione di tutte le tecniche, di tutti i materiali esistenti. Non può non farlo perché sennò sarebbe fuori dal mercato. Contatto diretto che abbiamo all'interno del corso di studi di ingegneria civile strutturale e geotecnica con le aziende del territorio si è rivelato estremamente proficuo, anche nel caso dell'azienda che oggi ci ospita, perché due nostri laureati recentissimamente hanno trovato occupazione all'interno dell'azienda e ricoprono dei ruoli assolutamente pertinenti rispetto al loro titolo di studi e sono molto soddisfatti anche dell'attività che svolgono. Quindi da un lato il contatto con l'azienda è utile perché stabilisce opportunità di lavoro, non necessariamente i nostri laureati devono andare fuori a trovare occupazione, perché delle possibilità anche di elevato profilo si trovano nel nostro stesso territorio. Dall'altra parte è utilissimo perché le aziende collaborano col corso di studi, forniscono informazioni sul progresso tecnologico che si sperimenta anche tramite applicazioni anche nel nostro stesso territorio, e questo è una nuova forma di accrescimento delle conoscenze per gli studenti dei corsi di laurea. Noi abbiamo il piacere di presentare in questa giornata di lavoro tecnico con l'aiuto dell'organizzazione dell'Ordine degli Ingegneri di Catania la presentazione di questo nuovo prodotto, i tappeti di armatura Bamtech, di cui la Sidersipe ha preso la licenza per l'intero territorio nazionale e che sta attualmente utilizzando in un primissimo cantiere che dà risultati da record. Qui a Catania si tratta dell'ospedale Humanitas, dove i tempi di realizzazione sono veramente da record e le performance costruttive di precisione e di sicurezza sul lavoro sono veramente entusiasmanti. Questi tappeti sono veri e propri tappeti, vengono collocati in posizione di posa da gru e seguendo uno schema di montaggio diciamo molto semplice vengono di fatto spinti con facilità e si srotolano come dei tappeti. A quel punto l'armatura è già posata, posizionata
è legata, quindi con il vantaggio di tempo è incomparabile e la precisione è assoluta. Per avere una ampia diffusione bisogna comunicare a tutti gli organi interessati, gli organi degli ingegneri, i geometri e tutti gli operatori professionali del settore, che chiaramente hanno bisogno, in questo settore come in altri dell'industria, di guardare alla innovazione. L'innovazione è quella che può garantirci dei miglioramenti in termini economici, di sicurezza e di performance tecniche. Il prodotto che poi va messo in opera non è un prodotto sfuso, ma è un prodotto già confezionato. Ciò significa che mentre prima io dovevo materialmente sollevare 10 barre di armatura, oggi non sollevo più 10 barre di armatura manualmente, quindi non ci sono degli operai che prendono la barra e la trasportano e la sollevano e la poggiano. Oggi ci sono 10 barre di armatura che sono preassemblate, che quindi vengono sollevate da un mezzo meccanico, in questo caso la gru, e l'operaio, l'operatore non fa altro che posizionarla nel posto giusto e srotolare il tappeto. Quindi in termini di sicurezza questo è un grande vantaggio, perché per intenderci i nostri operai, i nostri operatori la sera non sono stanchi come lo sarebbero se avessero sollevato le 10 barre manualmente, perché sostanzialmente hanno solamente posizionato le barre ma non li hanno sollevate da terra, perché questo l'ha fatto la gru.